favore delle piccole e medie imprese, dall'altro lo Stato centrale sta facendo di tutto per annientarle, ne è convinto il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco. Vediamo. Crisi a risentirne maggiormente le piccole e medie imprese, le stesse che da sempre costituiscono il tessuto economico del nostro territorio. Dalla Regione Veneto negli ultimi 10 anni sono stati erogati 400 milioni di euro. Fondi che abbiamo attivato attraverso varie leggi regionali che hanno aiutato in particolar modo la piccola e media impresa, i settori dell'artigianato e del commercio, ma soprattutto abbiamo agevolato l'impresa giovanile e l'impresa femminile. Lo strumento del finanziamento regionale ha consentito di erogare prestiti per oltre 2 miliardi e 400 milioni, soldi importantissimi per le nostre imprese del territorio perché sono serviti in principal modo ad aiutarle negli investimenti. Però purtroppo l'anno scorso, nel 2013, abbiamo registrato un trend negativo per quel che riguarda le nostre imprese nel territorio, cioè a fronte di 29.000 nuove imprese ne abbiamo registrato la chiusura di oltre 32.000. Questo è un segnale allarmante che purtroppo ovviamente dipende dalle politiche nazionali, politiche che negli anni hanno sempre aiutato i grossi colossi industriali e poco la piccola impresa. Dallo Stato centrale nessun aiuto, anzi, dichiara Finco, si va a penalizzare ancora una volta il nord-est, da sempre definito la locomotiva d'Italia. Il problema è proprio lo Stato centrale, cioè l'elevata tassazione, gli studi di settore che stanno ammazzando le nostre imprese e la burocrazia folle che veramente non dà spazio, non dà libertà alla libera iniziativa e soprattutto a chi vuole investire e produrre in questo nostro territorio. Quindi mi auguro veramente che ci sia un cambio di marcia a livello nazionale. E ora parliamo dell'allarme maltempo. Saremmo pronti in caso di emergenza?